Buongiorno, ben trovati, buona domenica telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per oggi, 28 gennaio, per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti i fatti, fra pochissimo andremo a Treviso, nel cuore di Treviso, dove ieri si è vissuto un sabato ad alta tensione. Cercheremo di fare chiarezza su cosa è successo con la nostra Francesca Bozza, che si sta collegando. Una rissa, una violenta lite tra ragazzine, sono intervenute le pattuglie della polizia, anche della polizia locale. Insomma, cercheremo di capire bene che cos'è successo, ne sta parlando un po' tutta la città. E poi vi racconteremo tanto altro. Sarà nostro ospite Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Parleremo di medici di base, ma anche di questa violenza diffusa fra i giovani e i giovanissimi. E ancora andremo a Venezia, dove alle 11 di fatto è iniziato ufficialmente il Carnevale 2024 dedicato a Marco Polo. E poi tanti ospiti, sindaci, candidati e non solo, perché tutto è pronto in vista dell'Election Day dell'8-9 giugno. Tutto è pronto, o perlomeno ci sono le nuove regole varate dal governo sul limite ai mandati, perlomeno quello dei sindaci. Quindi, come vedete, tanto da raccontarvi. In attesa di Francesca Bozza, però, andiamo nella fascia pedemontana, ritorniamo a Paderno del Grappa, dove esattamente una settimana fa veniva ritrovato il corpo di Bledar Dedia, l'albanese di 39 anni, ucciso in un bosco di Via Colli, dove domani arriveranno le donne e gli uomini del RIS di Parma alla ricerca di elementi utili per le indagini. I dettagli di quel ritrovamento farebbero pensare a un incontro programmato, attribuendo alle 20 coltellate inferte sul corpo dell'uomo e che sono state poi contate durante l'autopsia eseguita per l'appunto in settimana, un movente passionale o comunque personale, come una vendetta d'onore secondo i codici del Canun, il codice d'onore diffuso in alcune zone dell'Albania. Bledar era sposato, aveva delle figlie, ma avrebbe avuto diverse frequentazioni extraconiugali. A esaminare più a fondo l'auto e la scena del crimine saranno dunque nelle prossime ore, domani, i RIS che appunto si recheranno al deposito giudiziario dove si trova l'auto dell'uomo e poi appunto nei luoghi che vedete nelle immagini, quindi in via Colli a Paderno del Grappa. Il RIS di Parma lavorerà sulla scena del crimine, confrontandosi con i carabinieri delle stazioni locali di Asolo e Pieve del Grappa. Noi adesso parliamo di furti, perché è stata un'altra settimana difficile per la Marca trevigiana. La Marca sul fronte dei furti, clamoroso quello messo a segno nei giorni scorsi a Casale sul Sile, nel garage dell'abitazione di un agente di polizia dove avevano parcheggiato l'auto 2 orafi amici di famiglia di ritorno da Vicenza Oro. Nella macchina c'era il campionario di preziosi svanito nel nulla, mentre i proprietari facevano visita agli amici prima di rientrare a casa in Campania. Molto probabilmente i ladri li stavano seguendo da Vicenza e alla prima sosta li hanno svaligiati. Sull'episodio indagano i carabinieri. Intanto, dopo i colpi dell'altro giorno a Pero di Breda di Piave, crescono i timori nel paese già preso di mira più volte negli ultimi mesi. Io passavo anche qua, quanto che sarà, 2 mesi fa. Poi sono andato da mio cognato a rubare a San Bartolomeo, l'hanno portato via anche la sua pellet e il microonde, però non hanno portato via altro perché c'era solo quello. Il sindaco Cristiano Mosole è un fiume in piena.
Noi sindaci siamo inermi ormai, facciamo tutto quello che c'è possibile insieme alle forze dell'ordine, ma è evidente che non è sufficiente. Presidiare il territorio in questa situazione è impossibile, anzi direi inutile, visti gli ampi spazi, le praterie che lasciamo a questi delinquenti. Non si può continuare così, sbotta Mosole, lanciando un appello a prefettura e governo. Non ha nessun senso diramare comunicati con le raccomandazioni sul come ci dobbiamo comportare. No, serve che chi di competenza metta a disposizione sul territorio le risorse umane, quindi il personale, affinché questo territorio sia presidiato, affinché ci sia effettivamente un controllo e ci sia una sicurezza più importante rispetto a quella che c'è adesso. Vi dicevo la nostra Francesca Bozza che si trova a Treviso per capire cos'è successo ieri nel tardo pomeriggio. Di certo una grandissima confusione. Francesca, buongiorno. Buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori, naturalmente buona domenica. È una Treviso che si è risvegliata ripiombando in quello che era stato un po' l'incubo dei mesi scorsi di un quadrante intorno Largo Totti, la Piazza Borsa, via Zorzetto, che è tornato in qualche modo in possesso dei giovanissimi. Perché dico tornato in possesso? Perché in queste ultime settimane Piazza Borsa aveva fatto da scenario la pista da pattinaggio durante le festività natalizie. Ora che la pista è stata tolta, possiamo dire che questi ragazzi che spesso arrivano da fuori Treviso, dai comuni limitrofi, e che si danno appuntamento in centro città con un tam tam sui social, sono tornati ad animare, mettiamola così, ad animare questo quadrante. Purtroppo però ci sono anche delle situazioni di tensione, come quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio, quando due ragazzine giovanissime di 17 e 15 anni si sono affrontate, una lite che poi è degenerata, si sarebbero tirate i capelli, tempestivo l'intervento della Polizia di Stato che ha diviso le due giovanissime, facendo tornare la situazione alla tranquillità. La questura ci tiene a precisare che il tutto non ha creato, diciamo così, situazioni di difficoltà alla sicurezza degli altri cittadini. Certo è che semplicemente la presenza di forze dell'ordine, auto della Polizia di Stato e della Polizia locale ha suscitato quel senso di inquietudine che residenti e commercianti avevano già vissuto nei mesi scorsi. Le due ragazzine sono state riaffidate ai genitori non prima, specifica la questura, di essersi abbracciate e dispiaciute per quanto accaduto. Insomma, un fatto non certo gravissimo come quelli che avevamo raccontato nei mesi scorsi, che avevano visto proprio come scenario Piazza Borsa, ma lo ripetiamo, che crea un senso di inquietudine e di disagio tra chi qui lavora e vive. Abbiamo raccolto la testimonianza di una commerciante che non ha voluto farsi riprendere, ma che dice: noi abbiamo paura, e non succede solo nei fine settimana, come si pensa, soprattutto sabato pomeriggio, dove magari senza diciamo così compiti da fare o altre attività i ragazzi arrivano qui in Treviso. No, ci dice, succede tutti i giorni che ci sono questi fiumi di giovani che arrivano e che sostano in quest'area. C'è poi il classico problema che abbiamo raccontato dello spaccio di droga nella zona di Piazza Borsa, e a questo si aggiungono proprio questi gruppi di giovani che si danno appuntamento e spesse volte poi si affrontano con vere e proprie aggressioni e liti che sfociano anche con atti di violenza vera e propria. Lei ci dice: noi siamo due ragazze, quindi la sera intorno alle 9 ci chiudiamo dentro proprio perché abbiamo paura. Abbiamo assistito ad una lite tra due giovani che si sono presi a pugni qualche giorno fa, ci sono furti, insomma una situazione che dice va assolutamente attenzionata. Questo è un po' il quadro della sensazione, cioè, certo. Molte persone non ci vogliono parlare, Cristian, però dicono non si può andare avanti così, abbiamo davvero raggiunto il fondo, abbiamo raschiato il fondo del barile, ci diceva un altro commerciante che non ha voluto parlare al microfono. In tutto questo quadro una notazione che riguarda i controlli ieri, nella giornata di ieri, anche supportati dal fatto che ci fossero gli eventi, le manifestazioni in occasione della giornata della memoria. Da dire che sono state identificate 150 persone dalla Polizia di Stato solo nella giornata di ieri, e gran parte di queste erano proprio minori che, da dire, si sono resi protagonisti anche di un fatto di solidarietà, perché hanno
soccorso un'anziana signora cliente di un supermercato che era inciampata, caduta all'interno del supermercato. I ragazzini appunto l'hanno assistita, soccorsa in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del SUEM, che poi appunto l'ha trasportata in ospedale per le ferite riportate. Questo insomma è il quadro di un sabato movimentato, due facce della stessa medaglia. E chiaramente Cristian, guarda, posso dirti che anche oggi abbiamo visto, adesso c'è una volante della polizia che sta passando, è già la seconda che vediamo. Nel giro di pochi minuti è passata anche una pattuglia dei carabinieri, questo per dire che è una zona assolutamente attenzionata dalle forze dell'ordine, e quindi non mancano i controlli, ma nemmeno questo sembra essere un deterrente per questi gruppi di baby gang, come ormai siamo abituati a identificarli. Io ti ringrazio davvero, Francesca, perché hai fatto chiarezza su questo pomeriggio particolarmente confuso. Di certo sono ritornati in massa i ragazzi, anche perché è stato disallestito è stata disallestita la pista del ghiaccio. Tra l'altro, come flash do questo sull'home page dell'Arena.it, il quotidiano di Verona. La madre del ragazzo pestato, le baby gang, il DASPO non basta, avremo un incontro in questura, torna a parlare la mamma del quindicenne pestato nei giorni scorsi in piazza Bra. Poi questa è la settimana delle immagini shock che abbiamo visto appunto da Padova, quelle ragazzine che si sono malmenate. Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, buongiorno. Buongiorno davvero, buona domenica. E io partirei proprio da qui, direttore, da questa comunque violenza diffusa tra i giovanissimi. Spesso ne abbiamo parlato proprio con lei, l'ULSS 2 su questo è mobilitata, però psicologi, psicoterapeuti, psichiatri sembrano non bastare mai. Sì, guardi, il problema vero parte tutto sostanzialmente dalla famiglia, è chiaro. La famiglia è il primo momento di educazione dei figli, quindi credo che sia importante, ma questo ne parleremo anche, credo, a un tavolo a questo punto anche con il comune, la prefettura, le forze dell'ordine e noi dell'ULSS, per capire anche di questi minori, di identificarli, capire chi sono, capire se riusciamo a ovviamente utilizzare con la famiglia per cercare di frenare questo fenomeno che sta sempre prendendo più piede e che è legato sicuramente a 2 anni dove nell'ULSS, nelle istituzioni hanno potuto lavorare in modo serio sui ragazzi e sulla formazione dei ragazzi e sull'educazione dei ragazzi. Il fatto stesso di non frequentare la scuola, il fatto stesso di essere spesso e volentieri in call ha portato a delle situazioni veramente paradossali. Noi stiamo rafforzando la squadra di psicologi, la Regione Veneto ci ha autorizzato una trentina di assunzioni, quindi noi partiremo, il concorso è stato per fortuna finito dopo vari ricorsi che ci sono stati, quindi assumeremo questi psicologi e cercheremo ovviamente di lavorare con questi ragazzi. È chiaro che bisogna lavorare anche con la famiglia, altrimenti qualsiasi tipo di impostazione di lavoro che si fa sui ragazzi, se non c'è il supporto della famiglia, è estremamente difficoltoso. Noi dovremmo anche riprendere un po' il ragionamento che avevamo messo in piedi, che si chiama il QWERT, che sarebbe il coperto, come si suol dire, la coperta, il tetto, per dare ai ragazzi la possibilità di utilizzare sì i smartphone, i tablet, eccetera, ma utilizzarli in modo intelligente, cercando rete di amicizia, cercando solidarietà e non certamente queste azioni che sono deleterie perché non portano a niente e creano solo dei disagi non solo alla popolazione, ma credo anche allo stesso giovane che li pratica, perché alla fine che soddisfazioni può avere un ragazzo che si avventa contro altri ragazzi o ha delle azioni di bullismo? Vuol dire che dietro le spalle c'è una grande sofferenza che deve essere chiaramente colmata, e come? Col lavoro di gruppo, con lo stare insieme, con trovare soddisfazioni nello sport, in altre cose che non sono certamente quello di aggredire le persone o fare atti di bullismo. Quindi mi pare che la buona notizia, direttore, sia che finalmente si è sbloccata la vicenda
dei concorsi per psicologi, ne abbiamo parlato più volte anche nel corso del 2023, quindi si possa procedere con l'iniezione, mi passi il termine, di 30 nuovi professionisti tra le file degli operatori dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Collegato a questo tema c'è quello della medicina del territorio, dei medici di base, ne parliamo continuamente, spesso riceviamo segnalazioni. Ci può fare un quadro aggiornato della provincia di Treviso e delle situazioni che andrete in qualche modo a tamponare? Sì, guardi, anche qui la situazione abbiamo avuto, qua dobbiamo risalire un po' a 10 anni fa, anche di più, quando l'università, per n motivi, è inutile addossare colpi a chi a cosa, sostanzialmente fece una programmazione per quanto riguarda la facoltà di medicina non corretta, non tenendo conto del baby boom, quindi degli anni che vanno dal 55 al 60, dove una buona parte di medici di famiglia o di medici in generale, compreso anche di strutturati ospedalieri, andavano sostanzialmente in pensione per età e per compimento di 40 anni, 41 anni di servizio. Quindi questo ha comportato, poi ovviamente il Covid ha aiutato maggiormente, che qualcuno che magari voleva restare qualche anno in più lo ha spinto ad andare in pensione, per cui ci siamo trovati con una carenza, come con i medici specialisti, anche di medici di famiglia. Questa carenza continua ad esserci, io lo dico sempre, anche perché i numeri sono questi. Noi riusciremo a sanarla a fine 2025, quando avremo tra il 2024, a fine 2024 e 2025, quando avremo un numero adeguato, perché poi la Regione Veneto ha attivato borse di studio e l'università ha aperto i numeri, sostanzialmente li ha aumentati, e quindi avremo la possibilità di avere medici di medicina generale in tutte le aree che oggi sono ovviamente aree carenti, perché non hanno il medico di medicina generale. Tenga conto che oggi utilizziamo anche colleghi giovani che stanno facendo la scuola di specializzazione in medicina generale e che naturalmente sono provvisori, quindi spesso e volentieri siamo costretti a cambiarli per farli diventare definitivi, perché queste sono le graduatorie. Noi andiamo attraverso graduatorie e l'azienda zero segue delle graduatorie che sono dei punteggi, non è che noi possiamo interferire, tutto alla luce del sole, e queste sono le procedure. Per cui magari un medico in un'area e la gente si trova bene con quello, dopo 1 anno e mezzo, 2 siamo costretti a spostarlo, e questo crea ovviamente dei disagi. Tenga conto che sono colleghi giovani, il più giovane medico che abbiamo, che fa provvisoriamente il medico di famiglia, ha 25 anni, quindi tenga presente che anche l'esperienza non è quella di un medico navigato o del medico che abbiamo perso che aveva 20 anni di servizio, 30 anni di servizio. Quindi dobbiamo, lo dico e mi scuso con gli utenti, dobbiamo avere un po' di pazienza. Io sono convinto comunque che questi colleghi nel giro di 2 o 3 anni diventeranno dei medici efficienti e sapranno dare delle risposte, puntuali a quello che l'utente chiede. Tenete anche presente questo, che il Covid ci ha isolato e ci ha fatto lavorare, ma ci ha obbligato a lavorare a distanza, quindi con il telefono, quindi con gli appuntamenti. Pian pianino ritorneremo alla normalità, però dovremo anche utilizzare, su questo con i medici di famiglia stiamo ragionando, il teleconsulto, quindi il medico di famiglia può vedere dei pazienti che hanno determinate patologie, si serve del contributo dello specialista e così si evitano spostamenti inutili da parte dell'utente. Quindi le nuove tecnologie da questo punto di vista, direttore, possono servire? Sicuramente ci aiuteranno e stiamo lavorando su questo. Io chiedo veramente, lo so, è difficile, è duro, un po' di pazienza, perché i giovani medici stanno imparando, stanno diventando dei validissimi professionisti. La telemedicina ci aiuterà, abbiamo un po' di pazienza, perché continuo a ribadire, a fine del 2024 avremo ovviamente la possibilità di dire le zone carenti praticamente non esisteranno più. Attualmente che carenza c'è proprio numerica dal vostro osservatorio? Certo, noi abbiamo sostanzialmente 73 zone carenti, quindi vuol dire che ci sono 73 zone dove però gli assistiti hanno tutti un medico, dove però gli assistiti sono posizionati su medici di altri comuni. Quindi per l'anziano la difficoltà qual è? L'anziano che deve spostarsi
in un altro comune per farsi vedere dal medico, o comunque deve chiamare il figlio, farsi aiutare dal figlio, dal comune, dagli assistenti sociali per spostarsi. Questa è la carenza. Comunque, quindi non c'è nessuno che non ha il medico curante. Hanno il medico curante in aree diverse, magari distanti anche 7, 8, 10 chilometri dalla propria abitazione. E questo è uno dei temi che ci viene maggiormente sottoposto anche dal pubblico a casa. Possiamo quindi dire che di queste 73 zone carenti, entro la fine dell'anno, quante saranno coperte? Ma io mi auguro, lo dico, guardi, e lo dico veramente con il cuore aperto, io spero tutte, perché i medici stanno arrivando, nel senso che grazie a questa operazione regione-università noi avremo questi medici. Quindi io mi auguro, ecco, che poi anche i medici che oggi sono in odore di andare in pensione, ma che possono rimanere fino a 70 anni, rimangano, perché chiaramente allora veramente non avremo zone carenti. Me lo auguro che rimangano, ecco, e quindi dobbiamo cercare in qualche modo di aiutarli, questi medici in medicina generale, a rimanere, perché hanno un bagaglio di preparazione e di cultura straordinario, conoscono i pazienti e abbiamo bisogno di loro, per cui chiedo veramente anche alle persone, ai loro assistiti, di avere un po' di pazienza, perché oggi stanno lavorando tanto, tenendo anche 1800 ovviamente assistiti, quindi è chiaro che non devono logorarsi, altrimenti ci lasciano. Ecco, direttore, il suo è un impegno importante, perché parliamo di 73 zone carenti, quindi immagino che in tanti telespettatrici e telespettatori in questo momento si stiano facendo un nodo al fazzoletto. Senta, direttore, un altro tema di questi giorni riguarda la pelle viva di diverse famiglie nella Marca Trevigiana, in Italia e non solo in Italia. Lo stop al farmaco sperimentale per la distrofia di Duchenne. Ci sono delle famiglie anche nel Trevigiano disperate, e io partirei da questa loro disperazione. Sentite. Siamo scioccati perché appunto già come mamme, come genitori, come famiglie dobbiamo sopportare tanto dolore nella nostra vita, e quindi questa decisione sinceramente dal nostro punto di vista è disumana. La notizia temuta è arrivata stamattina ed è come un pugno in faccia per le famiglie dei bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne con una particolare mutazione genetica. EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha dato parere negativo e Translarna, l'unico medicinale al momento a disposizione per rallentare l'evoluzione della malattia, verrà ritirato dal mercato. In queste settimane vi abbiamo raccontato la battaglia delle famiglie di questi bimbi. Tra loro c'è anche Leonardo, 6 anni, di Mogliano. La mamma, Elena Semenzato, pensa con angoscia alle prospettive che ora si aprono per il futuro di suo figlio. La prospettiva che ci avevano dato i medici è che con questo farmaco lui potesse camminare quasi fino alla maggiore età. Invece adesso, se verrà tolto, la malattia ricomincerà a galoppare, quindi come possiamo sentirci? Cioè, che ci viene tolta l'unica speranza che avevamo. La chat delle mamme è piena di messaggi di disperazione e rabbia. Il farmaco non rappresenta una cura della malattia, ma, come confermato da molti medici che seguono i bimbi, ne rallenta il progredire. Noi come possiamo accettare una sentenza così in silenzio? Cioè, dobbiamo perlomeno farci sentire come genitori, perché siamo veramente... ci sentiamo di vivere un inferno, siamo disperati, i nostri figli già sono messi a dura prova da una malattia grave degenerativa, la distrofia più grave esistente, quindi non ci sembra umano tutto questo. Dopo questo parere negativo ci sono 67 giorni di tempo prima che il farmaco venga ritirato dal mercato. Le scorte in Italia sono molto limitate, a differenza di altri stati europei. Che ne sarà di queste medicine? Si chiedono i genitori. Al momento non ci sono farmaci alternativi ed il futuro di questi bambini, temono mamme e papà, sarà peggiore di quello che potrebbe essere se continuassero la cura, magari in attesa di risultati della ricerca per curare la distrofia di Duchenne. E noi ci aspettiamo purtroppo che nostro figlio smetta di camminare prima e che abbia problemi respiratori prima, perché è una malattia che attacca tutti i muscoli, compresi quelli respiratori e il muscolo cardiaco. Quindi il rallentamento
è di tutte queste tappe quello che dà Translarna, e per noi era importantissimo, è importantissimo un rallentamento di queste tappe, perché il tempo per noi è estremamente prezioso e lo sono anche le condizioni di vita di questi ragazzi, perché dico, ok, già hanno una vita breve davanti, gliela vogliamo far vivere almeno nel migliore dei modi? È una domanda veramente tosta quella che fa mamma Elena e con lei tante altre che abbiamo conosciuto in queste settimane. È una questione sanitaria, etica, è una questione che sta sopra anche le nostre teste, perché qui è intervenuta direttore l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che ben abbiamo conosciuto ai tempi del Covid. Cosa può dire la sanità locale a queste mamme, a questi genitori, a questi bambini? Guardi, purtroppo la distrofia muscolare di Duchenne ha la ragione, la signora è la peggiore, chiaramente, distrofia muscolare degenerativa. Di solito, prima che arrivasse appunto la Tarulem, cioè anzi la Transcarna, perché sono due farmaci che vengono utilizzati sostanzialmente, ecco, diciamo di innovazione per dare una risposta, diciamo un rallentamento soprattutto dal punto di vista appunto muscolare, di debolezza muscolare, perché quello è poi anche, come diceva giustamente la signora, sono colpiti i muscoli respiratori e anche i muscoli del cuore. Fino all'altro ieri si gestiva con corticosteroidi e con ovviamente farmaci respiratori per la ventilazione, perché altro non si poteva fare, e ovviamente la fisioterapia per mantenere in qualche modo la possibilità alla persona, al bambino, al minore di muoversi. Credo che l'unica cosa da sperare, insomma, che ci sia un ripensamento da parte ovviamente dell'EMA. Teniamo anche conto che loro ovviamente fanno le analisi di questo farmaco. Credo che penso che anche l'AIFA farà qualche riflessione a riguardo per capire appunto i reali benefici. Di solito quando un farmaco viene tirato per non i reali benefici, o perché può avere delle controindicazioni molto importanti. Noi ci auguriamo ovviamente che l'EMA possa valutare velocemente questo e poi magari, vista se ritiene che ci siano dei reali risultati, ritornare sui suoi passi. E per quanto riguarda l'US, noi ovviamente siamo a disposizione per tutto quello che possiamo fare nei limiti legati ovviamente alle terapie tradizionali e alla fisioterapia. Altro non mi sento di dire, capisco comunque benissimo i genitori, perché se effettivamente questo farmaco, il Translarna, possa dare ovviamente dei risultati, capisco che ci sia, ecco, questo desiderio di poter continuare con la terapia. Ecco, quindi lei dice noi abbiamo le mani legate per questo farmaco, il nostro piano B non può che essere la terapia, chiamiamola tradizionale, se ho ben capito. Sì, certo, dopo andremo anche a verificare con i grossisti, perché sono loro poi che fanno da tramite con l'industria farmaceutica, per capire quante ancora confezioni noi riusciamo ad avere, loro hanno in magazzino chiaramente, perché anche con questo potremmo in qualche modo dare una risposta, tenendo anche conto che poi è chiaramente l'EMA che deve dare il nulla osta al proseguimento di questi trattamenti. Diciamo che si dovrebbe esprimere anche l'AIFA, che è guidata, presieduta a livello nazionale dal trevigiano Giorgio Palù, quindi si attendono segnali anche da Palù, da parte dell'AIFA ovviamente. Direttore, la lascio fra pochissimo, vorrei un aggiornamento se possibile sul fronte Covid, ma soprattutto influenza stagionale. L'anno è partito con un boom di ricoveri, con diversi accessi al pronto soccorso. Come sta proseguendo? Il picco è finito, possiamo dirlo? Sì, diciamo che il picco è quasi finito. Noi abbiamo ancora sostanzialmente 25 ricoveri al giorno per influenza, contro i 2 per Covid. 25 ricoveri che portano ovviamente ancora persone all'interno, non più per fortuna delle terapie intensive, ma all'interno della pneumologia, con malattie respiratorie importanti, quindi anche con
bisogno di utilizzo di ossigeno. Quindi diciamo che ancora l'influenza purtroppo non ha chiuso, diciamo, il suo progredire, perché a differenza del Covid la sindrome influenzale continua ancora a dare segnali importanti. Tenga presente che abbiamo diversi casi, abbiamo 129 persone, almeno la rilevazione che abbiamo su 100.000 abitanti, che comunque vengono segnalati. È chiaro che dopo ci sono anche tanti altri che sono a casa, per fortuna riescono con antinfiammatori. Ecco, direttore, adesso si sta un po' frizzando. Si sta un po' frizzando. Allora, io la ringrazio perché adesso proprio si sta... vedo che il collegamento si è di fatto congelato. Allora, grazie a lei e buona giornata. Allora. Grazie infinite, direttore. Abbiamo sicuramente toccato dei punti importanti. Abbiamo parlato anche di questo appello disperato, angosciante, lanciato dalle mamme di bambini con distrofia di Duchenne, e quindi su questo ovviamente ritorneremo e continueremo a dare loro voce. Voltiamo decisamente pagina e andiamo a Venezia. A Venezia oggi è partito ufficialmente il Carnevale 2024, carnevale dedicato a Marco Polo, ed è iniziato così sul Canal Grande. Venezia, tutti assieme, per 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Queste le immagini che arrivano da Venezia, dove per noi come sempre c'è il nostro Lorenzo Maier. Com'è partito questo carnevale, Lorenzo? Buongiorno Cristian, a te e ai nostri telespettatori, buona domenica. Sì, è un carnevale che è partito bene, anche se la nebbia, un po' il clima non è dei migliori. Ieri, come abbiamo poi riferito nel TG, la partenza è stata volutamente un po' soft per non accavallare un po' la concomitanza con la giornata della memoria. Sappiamo che il Carnevale di Venezia è un carnevale che rispetta rigorosamente quello che è il calendario cristiano, e quindi si deve concludere poi per il martedì grasso alla vigilia delle Ceneri, quindi non era possibile spostare l'avvio. Oggi in realtà c'è la vera partenza del Carnevale con la festa veneziana e la Pantegana che guida un corteo di barche sul Canal Grande. Poi verrà offerto ai residenti, ai turisti, un rinfresco da parte dei titolari di pubblici esercizi veneziani all'insegna delle specialità della casa, diciamo, che si mangiano in laguna. Nel pomeriggio, tra gli appuntamenti, ti segnalo, Christian, la selezione delle 12 Marie che verranno scelte oggi pomeriggio alle 15 alla Scuola Grandi di San Giovanni Evangelista. Poi queste 12 Marie più le due damigelle saranno un po' le protagoniste del Carnevale, invitate alle varie iniziative che ci sono. È vera che organizza per conto del comune la Kermesse. Il Carnevale, ricordiamo che possiamo poi snodare in due grandi filoni, quello delle grandi feste a palazzo più esclusive, cito una cosa per tutte, ma ce ne sono molte, tipo il Ballo del Doge, ma c'è soprattutto la vera festa veneziana in Cagli e Campielli con le maschere. 3 settimane di programma molto intenso che è proprio tutto da vedere. Speriamo che il tempo anche favorisca il buon svolgimento della Kermesse. Sappiamo che quest'anno il Carnevale è arrivato presto, perché la Pasqua appunto arriva molto presto, il 21 marzo, quindi il programma è stato un po' incentrato anche sul grande Carnevale della cultura, quindi certo, nei teatri, nei teatri
delle grandi istituzioni culturali veneziane come Fenice, Biennale, che faranno la loro parte. Lorenzo, io ti ringrazio davvero, chiaramente tu sarai deputato a raccontare anche questa edizione 2024 del Carnevale, partita, lo avete visto, nel migliore dei modi con la Pantegana. Grazie davvero Lorenzo, a presto, buona domenica. A voi, e sul Carnevale, non solo sul Carnevale, pende una variabile, quella della nebbia, perché da ieri è iniziato un fenomeno intenso che si protrarrà per diversi giorni, almeno 10, dice l'esperto, il nostro generale Giancarlo Iannicelli, e ieri si sono registrati tantissimi disagi, soprattutto agli aeroporti, così al Canova di Treviso. Voi non siete partiti? No. A causa della nebbia? Sì, domani partiamo, teoricamente. E dove eravate diretti? A Bruxelles, Charleroi. Quindi tutto annullato? Sì. C'è chi è rimasto letteralmente a terra, chi ha dovuto aspettare ore. Di certo la nebbia ha colto di sorpresa centinaia di passeggeri al Canova di Treviso. A metà giornata erano 6 i voli in arrivo dirottati in altri aeroporti, 2 su Trieste, 1 addirittura a Pisa, 3 su Venezia. Oggettivamente parlando comunque ho riscontrato una serie di problemi, tanto è vero che aspettavo appunto mia madre qua all'uscita dall'aeroporto e purtroppo non è potuta venire a causa appunto del dirottamento verso Venezia. Quindi che volo era? Era il volo da Trapani, esattamente da Trapani Birgi. Speriamo in un rimborso a questo punto, quantomeno delle compagnie aeree. Copione simile per le partenze da Treviso, 2 le cancellazioni mentre un volo è stato rinviato di quasi 24 ore. In mezzo tanti ritardi, soprattutto nelle rotte verso l'est Europa, un calvario arrivare a Tirana e Bucarest. Hanno detto che dobbiamo andare alle 5:45, hanno cancellato. Sì, pazienza, sì. Devi partire tu? Io con mia mamma. Treviso Bucarest. No more flight. I hope tomorrow morning will be clear because I want to go home. Problemi anche per i trasporti su gomma, così in autostrada sulla tratta Rimini-Treviso. Non si vedeva niente. In 5 ore di autostrada. 4 ore di nebbia. 4 ore di nebbia fai. Paul, che lavora in un parcheggio, ha passato buona parte della mattina a fornire indicazioni a molti viaggiatori smarriti. Ma qua tanti nebbia. Quindi voli annullati, un disastro? Sì, hanno detto che anche se lamentavano tutti i clienti, perché io sono qua, mi sono padrone qua dell'azienda, della Capio Vecchio. Una situazione destinata a ripetersi nei prossimi giorni con relativi disagi. Non solo, c'è il rischio che la qualità dell'aria ne risenta ulteriormente. In pianura abbiamo la nebbia persistente, naturalmente l'aria staziona, permane nei bassi strati e oltre alla nebbia c'è anche l'inquinamento perché non riesce a dissolversi. Questa è una situazione che andrà avanti nei prossimi giorni, certo si potrà attenuare temporaneamente, ma è una situazione probabilmente che durerà una decina di giorni almeno. Bisogna rassegnarsi quindi alla nebbia? Bisogna rassegnarsi, ormai il concetto di bel tempo è cambiato, questo sarebbe un tempo stabile, però non serve a nulla veramente. Così dunque nella giornata di ieri banchi di nebbia ci sono stati per tutta la notte in buona parte del Veneto. Oggi va meglio soprattutto sul fronte dei voli e noi abbiamo ancora tantissimo da raccontarvi, abbiamo anche diversi ospiti, mi stanno raggiungendo 2 sindaci, il sindaco di Cornuda Claudio Sartori, il sindaco di San Polo di Piave Nicola Fantuzzi e ancora il candidato sindaco del Partito Democratico di Mogliano Giacomo Nilandi, perché appunto si è aperta ufficialmente la campagna elettorale in vista dell'Election Day di giugno, amministrative ed europee, con le nuove regole varate dal governo la scorsa settimana. E poi c'è un'altra questione che tiene banco e ce ne occuperemo subito dopo la pubblicità, quella delle Olimpiadi, della pista di bob a Cortina, ma soprattutto delle gare di slittino, bob e skeleton che non sono state ancora assegnate ufficialmente alla regina d'Ampezzo. Per questo c'è una lettera scritta a 4 mani dai presidenti delle Confindustrie Veneto Enrico Carraro e Belluno Dolomiti Loren Berton. Da qui partiremo subito dopo la pubblicità, fra poco.
Una lettera scritta a 4 mani, mossa dall'urgenza e dalla preoccupazione. Le gare di bob, slittino e skeleton devono essere assegnate senza esitazione alcuna a Cortina d'Ampezzo. La convinzione di Enrico Carraro e di Laurent Berton, rispettivamente presidenti di Confindustria Veneto e di Confindustria Belluno Dolomiti, è messa nero su bianco nella missiva inviata ieri a Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, che entro fine mese pronuncerà la decisione definitiva sulla sede delle gare di scivolamento su ghiaccio. Nell'appello al numero 1 del CIO, Carraro e Berton invitano a considerare che la mancata assegnazione delle gare a Cortina rischia di innescare un effetto domino capace di azzerare la portata dell'evento, un'ipotesi che vogliamo scongiurare, affermano i vertici degli industriali, che rigettano, si legge testualmente, le rappresentazioni di alcune associazioni ambientaliste che, seppur assolutamente minoritarie, fanno la voce grossa, dimenticando che una montagna viva non può prescindere da infrastrutture e opere sostenibili ed efficienti. In ballo, proseguono Carraro e Berton, c'è molto di più di una semplice pista da bob, c'è il sogno olimpico di un intero territorio che non può svanire per mere posizioni ideologiche o preconfezionate. Una stoccata al pensiero delle associazioni ambientaliste, le quali però nei giorni scorsi hanno reso nota la decisione inamovibile del CIO, comunicata da Christine Kloster, presidente della commissione di coordinamento del CIO. La costruzione o ricostruzione di una nuova infrastruttura non è essenziale per le competizioni di bob, slittino e skeleton nelle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Al match point mancano 4 giorni. Mancano 4 giorni al momento della verità, insomma è uno dei temi più dibattuti dell'ultimo periodo. Match point lo chiama Tiziana Bolognani, e qui con me ci sono Claudio Sartor, sindaco di Cornuda, rappresentante della Lega, consigliere delegato alla viabilità per la provincia di Treviso. Buongiorno Sartor, buongiorno Nicola Fantuzzi. Sindaco di San Polo di Piave, Fratelli d'Italia. Buongiorno Giacomo Nilandi del Partito Democratico, candidato sindaco a Mogliano Veneto, quindi siamo sull'asse del terrario. Parto da lei Nilandi, poi entriamo nel vivo della questione amministrativa, ma il tema delle Olimpiadi di Cortina, di questa pista da bob che si farà, perché Simico ha aggiudicato i lavori alla società Pizzarotti, però appunto potrebbe esserci la pista da bob ma non le gare assegnate. Come valuta politicamente questa vicenda, Nilandi? Nilandi? Ah, ok, adesso la sentiamo. Prego. Senti? Forte e chiaro adesso. Ok. Ecco Cristian, ti stavo dicendo che c'è un cortocircuito istituzionale da paura in questo caso, nel senso che è stato in qualche modo affidata dopo tanti tentativi l'appalto per la costruzione della pista, però purtroppo non c'è ancora il via libera da parte del Comitato Olimpico Internazionale, per cui il rischio è quello di arrivare a costruire una pista senza poi poterci fare le gare dentro. Non si capisce con quale prospettiva quindi o con quale profondità si stia facendo il passo più lungo della gamba nel momento in cui non c'è un equilibrio tra la volontà di tutte quante le istituzioni coinvolte. Sembra quasi una forzatura, quasi a voler determinare una valutazione piuttosto che un'altra da parte del Comitato Olimpico Internazionale, che in realtà, come giustamente sottolineavate nel servizio, si è già espresso nei giorni precedenti rispetto al fatto che non era, come si può dire, indispensabile il fatto di costruire un'altra pista da bob a Cortina. Quindi per lei, Nilandi, non è indispensabile questo tassello, diciamo così, infrastrutturale in vista delle Olimpiadi 2026? No, ma non è per me, è per il Comitato Olimpico Internazionale. Poi è chiaro anche che nel momento in cui si è deciso di assegnare delle Olimpiadi a Cortina, bisognava anche tener conto che sì, come dice Confindustria, ci vogliono anche le infrastrutture in montagna ed è un importante volano dal punto di vista economico, però viene sempre messa in secondo piano il tema della sostenibilità ambientale, e per cui noi non possiamo, in virtù del volano economico, sacrificare quello che è un ecosistema unico al mondo, patrimonio dell'UNESCO. Già lo stiamo facendo a Venezia, se lo cominciamo a fare anche nelle Dolomiti, poi cosa rimane del nostro territorio? Le dice rimane ben poco. Sartor.
Rimane ben poco se non sfruttiamo queste occasioni. Le Olimpiadi sono state sono una grandissima opportunità per il territorio del Veneto, per la provincia di Belluno, per Cortina. Bisognerebbe tornare indietro di qualche decennio, quando c'è stata la prima edizione delle Olimpiadi a Cortina. Quel flusso e quell'importanza che ha avuto quell'evento poi si è ripercorso per decenni, insomma, sul turismo di quella zona. Pertanto io penso che dovremmo sfruttare tutte le opportunità che abbiamo per far sì che a Cortina arrivi un'Olimpiade vera e propria, che porti naturalmente i benefici che ha portato anche in passato. Quindi sono favorevole a quello che dicono gli industriali con la loro lettera, che mi pare sia completa di tante analisi, e spero che questa pista da bob venga realizzata. Io sono favorevole, non credo, a volte diciamo che qualcuno ha voluto tirare troppo la corda anche su questa vicenda. La pista da bob serve, va fatta, bisogna portare le gare a Cortina e avere un'Olimpiade completa, perché il nostro territorio, i prossimi anni, la sostenibilità è proprio quella economica, che deve garantire anche per i prossimi decenni turismo nelle nostre zone. Fantuzzi, lei qui oggi rappresenta Fratelli d'Italia, quindi il partito di maggioranza relativa. Che dice? Beh, sono d'accordo con quanto espresso dal collega Sartor. Penso che il governatore appunto abbia investito tanto su questo progetto delle Olimpiadi, e arrivati a questo punto non riuscire ad avere l'infrastruttura e le gare sarebbe davvero un grosso problema per la nostra regione. Siamo arrivati ad un punto tale in cui appunto il volano, tra virgolette, è già partito, è già iniziato e deve essere portato a termine. Quindi mi auguro e mi auspico che tutto questo impianto venga portato a termine e che giustamente il volano che poi genererà questo evento abbia una ricaduta positiva per il bellunese, ma anche poi per tutta la regione. Diciamo che si rischia più in generale un cul-de-sac, scusatemi l'espressione, perché se non arriveranno comunque queste gare a Cortina, il Veneto avrà delle Olimpiadi comunque a metà. A meno che non si trovi un'altra soluzione, la ridistribuzione delle gare, ma sappiamo benissimo che questa è una vicenda un po' in salita. Pare che su questo insomma siano stati tutti chiari, nessuno vuole ridistribuire le gare, per cui o ci prendiamo quelle o altrimenti si rischia di avere un'Olimpiadi dimezzata, e questo non farebbe bene al Veneto. Allora veniamo alle vicende un po' più amministrative, non che non sia una grande vicenda amministrativa, politica, istituzionale, chiamatela come volete anche questa del bob a Cortina. Come vi dicevo prima, come già sapete sicuramente, la scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge con nuove norme in materia di elezione dei sindaci. Di fatto è stato tolto il limite dei mandati per i comuni sotto i 5.000 abitanti e si dà il via libera al terzo mandato per i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Resta il divieto di terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti e resta questo divieto anche per i presidenti di regione, e sappiamo che questa non è una partita, così da sottovalutare per il Veneto. Qui con me ci sono due sindaci, un sindaco uscente al primo mandato, esatto, un sindaco uscente al secondo mandato, che è anche consigliere delegato della provincia di Treviso, con una delega importante, quella della viabilità. Tra l'altro parleremo anche di Fleximan, non possiamo non parlare di Fleximan, e Giacomo Nilandi, che è candidato dopo aver svolto diligentemente le primarie, candidato sindaco a Mogliano Veneto, uno dei comuni principali della provincia di Treviso e del Veneto. Quindi tre facce delle amministrative 2024. Io partirei però dal sindaco di Cornuda, perché spiazza un po' tutti. Lei, sindaco Sartor, potrebbe ricandidarsi adesso con le nuove regole al terzo mandato, perché Cornuda è un comune abbastanza popoloso, tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, ma non lo fa. Perché?
Guardi, io non lo faccio, non sono l'unico, tra l'altro sono in buona compagnia. Ieri un quotidiano locale un po' ha fatto la panoramica dei sindaci che hanno espresso meno questa volontà, e diciamo che tanti poi si fermeranno sicuramente al secondo mandato. Questa mattina tra l'altro ne ho incontrati una manifestazione a Giavera alcuni. Io non lo faccio per una questione del tutto personale, ho fatto 10 anni come sindaco, una tra l'altro come vice sindaco vicario, quindi ho fatto il primo cittadino per 11 anni. Sono stati anni abbastanza tosti, dove comunque alla fine credo di aver dato molto, e a un certo punto deve esserci anche la serenità di dire basta, fermiamoci, mandiamo avanti qualcuno che abbia delle forze più fresche delle mie. Naturalmente io spero uno della mia lista, naturalmente, di appartenenza. Però l'ho fatto in questo spirito. Pensi, io in questo momento nel mio paese, che è un paese di 6.300 abitanti, ho 20 milioni di investimenti pronti per la mia comunità. Quindi vuol dire che questi anni abbiamo spinto tanto, ed è evidente che può anche esserci un momento in cui una persona dice ok, sono arrivato a un certo punto. Quindi è una questione del tutto personale. Però abbiamo fatto, ricordiamoci, degli anni abbastanza difficili, 2 anni di Covid, 2 anni in cui che abbiamo vissuto male come sindaci, con l'aumento anche esponenziale dei prezzi che ci hanno messo in discussione tanti cantieri, tanta programmazione. Quindi credo che a volte un po' la stanchezza ci porti anche a fare delle scelte ragionate in maniera differente. Io lo penso così, e naturalmente anche altri miei colleghi hanno espresso le stesse considerazioni, quindi è un fatto personale. Però io sono comunque sempre stato favorevole al terzo mandato. Ecco, su questo sarei, lo dico da tanto tempo, perché è la linea della Lega, che è il suo partito. Ma non solo, è la linea di cui si parla comunque da tanti anni. La questione del terzo mandato non è una cosa degli ultimi mesi, è una possibilità che si paventa da un po' ad ogni scadenza elettorale. Forse si è avuto il coraggio adesso di farlo. Non credo che si debbano più mettere dei limiti alle candidature dei sindaci. Penso che sia un retaggio di una forma di antipolitica che deve scomparire. Guardi, stamattina ne discutevo, dicevo prima, ero a Giavera, una manifestazione degli alpini, c'erano con me anche altri sindaci. Parlavamo di un fatto che viene sempre innalzato quando si parla del terzo mandato, è quello di dire ma si creano delle condizioni di potere. Ma naturalmente forse sulle grandi città, ma nei piccoli comuni come i nostri fino a 15.000 abitanti, dov'è il potere che abbiamo? Non so, quello che a ogni vigilia di qualcosa scoppia il tubo, devi correre, o che il venerdì ti mandano a casa qualcuno dagli ospedali, e per cui devi chiamare in fretta e furia, dare assistenza a queste persone, muovere un po' la macchina comunale. È il fatto che devi dare il TSO, dov'è il potere? Cioè, io capisco su una grande città in cui hai magari una municipalizzata e raccomandi non so quante persone all'interno di questa, come spesso avviene insomma nelle grandi città, ma ai nostri non abbiamo neanche chi viene a lavorare nei municipi, perché abbiamo i municipi carenti. Pertanto questa questione che i 2 mandati andavano bene perché se no si creavano queste consorterie. Insomma, credo che sia Lei una dice, cosa... le poltrone sono altre. Ma fare il sindaco è un servizio importante, sei sul campo ogni giorno, dai il meglio di te stesso, hai un rapporto costante con la tua comunità, non è potere quello, è servizio vero e proprio, e credo... Una volta andava così, se torniamo indietro di decenni fa, c'erano sindaci che l'hanno fatto per 15-20 anni. E tra l'altro con maggioranze anche molto più ampie di quelle che abbiamo noi, perché i consigli comunali sono stati anche ridotti nel numero. Quindi per quello dico sì al terzo mandato. Poi chi se la sente va avanti. C'è il mio collega del comune vicino di Pederobba, Marco Turato, ha detto no, io voglio andare avanti perché ho dei programmi del PNR, voglio legati al PNR, e voglio appunto seguirli anche per un altro mandato. È ragionevole questa posizione, ben chiara, e quindi dico... Tra l'altro lei mi aiuta, Sindaco, perché volevo chiamare Turato, quindi ha già fatto lei outing. No, ne abbiamo parlato per prima Turato, con lui. va benissimo. Ma quindi mi faccia capire, e poi la lascio chiaramente, non voglio... Ma quindi c'è una stanchezza di fondo? Sì, di fatto, nella sua scelta? Sì, esattamente, è una questione del tutto personale, di dire che mi sono accorto che
quello che potevo dare fino a qualche mese o un anno fa non è quello che posso dare in questo momento a livello diciamo di presenza, ma anche appunto di così, anche di relazione con i miei cittadini. Quindi dico, beh, per un attimo cerchiamo di staccare, magari entrerò in lista, però comunque il candidato è lo stesso, ma è meglio stare a lato e lasciare anche che qualcun perché altro... poi un sindaco, insomma, deve anche sacrificare parecchio della propria vita personale, familiare, soprattutto se magari ha anche altri lavori e altre cose da fare. Sì, questo assolutamente sì, cioè quando sei un sindaco di un paese come il mio, ma fino a 15.000 abitanti, sei sindaco per 24 ore su 24, la tua vita privata diventa anche la vita pubblica, perché sei a contatto continuamente con i cittadini ed è anche bello perché da un punto di vista di relazioni umane credo di essere stato gratificato in tutti questi anni. Fare il sindaco è una cosa molto bella, da un punto di vista anche così dei sentimenti che ritornano, dell'umanità che la gente ti dà. Però naturalmente, come tutte le cose umane, porta anche a volte dei limiti che sono quelli fisici e c'è bisogno anche di avere la serenità di dire sono arrivato fino a un certo punto, ho fatto bene, posso lasciare anche spazio ad altri che magari hanno più forze fresche, una mentalità magari a volte anche diversa e possono continuare sui programmi che abbiamo impostato. È giovane e motivato, non che lei non sia giovane, il sindaco Sartor. Fantuzzi lo è di più. Ecco, è Fantuzzi, Nicola Fantuzzi, che lei dice, beh, io mi ricandido per il secondo mandato a San Polo di Piave. Sì, beh, stando al principio, appunto, io ho fatto i primi 5 anni, anche se, come diceva giustamente Claudio, sono stati 5 anni un po' intensi sotto tutti i punti di vista. Dopo 6 mesi dall'elezione abbiamo dovuto affrontare una pandemia e successivamente i problemi economici e ha ricaduta tutto quello che c'è andato dietro. Quindi sicuramente sono stati 5 anni che probabilmente ne hanno valsi 10 dal punto di vista di impegno e di problematiche che abbiamo dovuto affrontare. Mi trovo in parte d'accordo, in parte in disaccordo con la visione del collega, soprattutto per una questione. Io comprendo l'allungamento al terzo mandato per quanto riguarda i sindaci, è comprensibile poter avere un orizzonte temporale di 3 mandati, quindi di 15 anni. Per quanto riguarda il non limite sotto i 5.000 la vedo un pochettino invece un po' più rischiosa. Secondo me delle problematiche legate un pochettino a delle sfere di potere, dei centri di potere possono esserci. Anche nei piccoli comuni. Anche nei piccoli comuni, purtroppo, cioè, è vero che un sindaco in un piccolo comune prevalentemente è un'azione operativa, un'azione a contatto con la gente, un'azione che è volta a risolvere i problemi dei propri cittadini. Però ci sono anche comunque delle scelte strategiche che ogni amministrazione compie nel proprio territorio e di conseguenza, tra virgolette, delle situazioni possono crearsi. E dall'altro punto di vista vedo anche comunque una questione di motivazione nella cittadinanza, il fatto di trovare dei candidati anche alternativi dopo un periodo. È giusto, ci sono i cicli, è giusto che ci siano i cicli. Diciamo che un sindaco potenzialmente a vita potrebbe portare a una desertificazione politica. A un assoupimento un pochettino di quello che può essere la verve appunto dialettica e politica, perché banalmente ma uno ha sempre fatto lui, continuiamo, lasciamo che faccia lui. Ecco, quando si comincia a instaurare questo tipo di ragionamento è chiaro che chi è in quel momento diventa anche un mezzo alibi poi per non fare nulla, lei dice. Ma quindi lei mi sta dicendo che l'amichettismo, copyright a Giorgia Meloni, c'è anche nei piccoli comuni, può esserci anche nei piccoli comuni. Allora, non dico amichettismo, dico che ci sono delle scelte, ma che è nella logica appunto del principio amministrativo. Quando uno si siede appunto in quel ruolo deve amministrare, deve fare delle scelte anche di prospettiva e di proiezione nel proprio territorio. È chiaro e è giusto che ci sia una pluralità di visioni, c'è chi può la vederla in una maniera, chi in un'altra. Se la visione diventa appunto monotematica può essere un rischio, questo sicuramente.
Giovane e sicuramente motivato è Giacomo Nilandi. Lei come la vede, Nilandi? Mogliano non fa testo perché è comunque comune ben al di sopra dei 15.000 abitanti, ma queste nuove regole varate dal governo sui mandati per i sindaci le piacciono, non le piacciono? Tra l'altro aggiungo un elemento: il presidente ANCI nazionale, il sindaco di Bari De Caro, che è del Partito Democratico, ha chiesto al governo formalmente di estendere la nuova disciplina anche per i comuni sopra i 15.000 abitanti, quindi il terzo mandato anche per i sindaci delle città più grandi, dei capoluoghi. E quindi qual è la sua posizione? Ma io sono completamente in disaccordo con De Caro e invece sono completamente d'accordo con Fantuzzi in questo caso, nel senso che se noi pensiamo alla vita di un bambino nel giro di 10 anni, un bambino va in prima media, voglio dire, per cui la possibilità per un sindaco di imprimere nell'arco di 10 anni di mandato quelle che sono le proprie linee politiche, quelli che sono i propri progetti, c'è, al netto di quelli che possono essere degli incidenti di percorso che però hanno tutti e che in qualche modo misurano anche la qualità e la prontezza di un amministratore locale nelle difficoltà. Per cui non c'è ragione secondo me per estendere un terzo mandato, anche perché ricordiamoci che non esistono uomini per tutte o donne per tutte quante le stagioni, per cui se anche in un comune piccolo ci sono delle altre persone di qualità che vogliono spendersi e misurarsi, è giusto che questo possa avvenire in una dinamica anche di contendibilità, perché è chiaro ed è palese che un sindaco uscente dopo 2 mandati ha consolidato un potere e delle relazioni che, voglio dire, di sicuro non facilitano quello che è il meccanismo dell'alternanza e della rappresentanza, per cui si solidifica anche tutto quanto quello che è il dibattito, la vita democratica all'interno di una cittadina. È, secondo me, è invece un processo antidemocratico il fatto che ci sia la forzatura del terzo mandato, proprio perché non si permette ad altri cittadini, che ne avrebbero invece tutto quanto il diritto, di avere pari condizioni per poter accedere a questa carica. C'è chi dice, che non ha torto, che queste nuove regole vanno a favorire di fatto le amministrazioni leghiste del Partito Democratico, che appunto sono i partiti che storicamente hanno una maggiore tradizione. Per dirla in altri termini, queste nuove regole non consentono ai partiti oggi di maggioranza, per esempio Fratelli d'Italia, di così andare verso un reset delle amministrazioni uscenti. Corrisponde al vero, Nilandi? Cioè queste regole favoriscono soprattutto PD e Lega in Veneto. Sicuramente favoriscono quelle che sono le amministrazioni uscenti e per cui i partiti più strutturati rispetto a quelli che sono i partiti nuovi o che magari hanno un consenso che è cambiato drasticamente negli ultimi anni. Questo è un dato di verità, però vedi, quando noi parliamo di queste cose in questo paese, delle riforme istituzionali, delle varie leggi elettorali, eccetera, eccetera, siamo sempre abituati ad approcciarci a questi temi rispetto a quella che è la convenienza di parte di uno rispetto che alla convenienza di parte dell'altro. Siccome stiamo parlando delle regole del gioco e le regole del gioco valgono per tutti, dovremmo in qualche modo spogliarci dalle rispettive casacche e guardare a quello che è il benessere della nostra democrazia, soprattutto in un momento nel quale abbiamo dei grossi problemi in termini di affluenza, in termini di partecipazione dell'elettorato, non solo alle elezioni per votare, ma anche per poter proprio trovare persone che fisicamente entrano in lista. Ed è un problema bipartisan che abbiamo da tutte quante le parti, per cui o noi troviamo dei meccanismi per incentivare e rendere più attrattive anche quello che è il processo democratico a 360 gradi, se no se ne facciamo sempre solo una questione di casacca, diventeremo sempre più respingenti nei confronti di quelli che sono gli elettori e le persone che dovrebbero non solo votare, ma anche partecipare. Chiarissimo, Nilandi. Fantuzzi, mi spieghi un po' questa storia,
perché ci sono tantissime sfaccettature, no? Il sindaco che non si ricandida nonostante una lunghissima storia, il sindaco Sartor, il sindaco al primo mandato, il candidato sindaco del Partito Democratico che appunto lancia la sua sfida all'uscente Davide Bortolato in quel di Mogliano Veneto, e poi c'è il sindaco di Cimadolmo che dice mi candido sindaco a San Polo. È una dichiarazione di guerra questa, sindaco Fantuzzi? Non so se sia una dichiarazione di guerra, sicuramente ho appreso anch'io ieri dalla stampa di questa discesa in campo. Il sindaco Ministeri ha fatto i 2 mandati appunto nel suo comune a Cimadolmo. E adesso avrebbe la possibilità con le nuove regole quindi di ricandidarsi. Poi appunto lì non entro nelle dinamiche del, appunto magari prendendo un po' spunto anche da quanto detto da Claudio, magari è una questione di motivazioni, no? E quindi ricercare le motivazioni andando a fare altre scelte. Diciamo che appunto, come ho detto, ho preso anch'io dalla stampa questa comunicazione, non mi risultano ci siano accordi a livello di segreteria di partito e quindi staremo a vedere se sarà una cosa concreta. Quindi mutatis mutandi, lei sindaco Sartor per riprendere motivazione dovrebbe candidarsi a Vidor, a Pederob? A Pedroba no, si candida a Marco Turato, non posso. No, ma guardi, anche su questa cosa, io non lo farei mai. Io ho passione per il mio territorio, per il mio comune, se non ho legami con un altro comune non lo farei mai. Ecco, i rapporti con i comuni contermini li abbiamo tutti, però candidarsi da un'altra parte o hai delle motivazioni forti, io personalmente non lo farei mai. Devi avere nell'animo quello che è la tua comunità, quello che è il tuo territorio, per poi amministrarlo e amministrarlo bene con tanto entusiasmo. Ma quindi sindaco Fantuzzi lei potrebbe candidarsi a Cimadolmo? Guardi, lancia il guanto della sfida, candidato a Cimadolmo? Mi aggancio proprio a quanto detto dal collega Sartor. Penso che lo spirito appunto che anima l'attività amministrativa deve essere quella di avere a cuore la propria comunità, di fare il bene per la propria comunità, la propria gente e dove si conoscono i problemi, quindi assolutamente non è affar mio occuparmi di altri comuni. Quindi Nicola Fantuzzi non si candida a Cimadolmo? No. Però appunto c'è un problema quindi all'interno del centrodestra, perché mi pare che anche Ministeri sia dell'area. Allora, ripeto, sì, è sfera Lega. Noi oggi effettivamente la Lega è all'opposizione nel nostro comune, ma ripeto, non ho notizie che a livello di segreteria di partito ci siano state delle interlocuzioni tali da andare a delineare certi scenari. Siamo ancora in una fase appunto dove a livello macro diciamo, si sta discutendo a livello di centrodestra sulle varie situazioni e l'incipit penso generale sia quello di cercare di fare un lavoro insieme. Poi chiaro, ogni territorio ha le sue specificità, le sue dinamiche e quindi territorio per territorio si andrà poi a delineare quelle che sono le strategie, ma penso che in questa fase a fine gennaio siamo ancora in una fase dove possibilmente l'idea è quella di lavorare per un centrodestra. Insomma, come vedete le variabili sono tantissime. Aggiungo un ulteriore tassello e andiamo a Venezia. Perché a Venezia? Ieri è arrivata in Laguna la protesta dei trattori. È una protesta che sta coinvolgendo mezza Europa e che si rivolge soprattutto alle istituzioni comunitarie che hanno in mano la partita fondamentale dell'agricoltura, la politica agricola comune, tutti i fondi collegati, la tutela dei prodotti agroalimentari. Quindi anche su questo piano si giocheranno le comunitarie del 2024. Tra l'altro c'è un election day, si andrà a votare per 309 comuni del Veneto e si andrà a votare anche per il Parlamento europeo. Questa è la protesta. Arriva anche a Mestre la protesta dei trattori contro le politiche europee e nazionali, dicono che stanno facendo morire le piccole e medie imprese.
Una quarantina i trattori con oltre un centinaio di agricoltori provenienti da tutto il Veneto si sono dati appuntamento intorno alle 13 al piazzale di Forte Marghera dopo aver attraversato tutta Mestre nella duplice direzione dalla Romea alla Triestina. La protesta sulla scia di Francia e Germania contro le politiche green dell'Unione Europea. Questa Europa sta distruggendo il mondo, lo distrugge lei, lo sta distruggendo lei. Vogliono il latte sintetico, vogliono la carne sintetica, vogliono le verdure sintetiche per un solo loro scopo, il business di qualcuno a discapito di tutta l'agricoltura. Nel nostro Veneto intanto sta accadendo che purtroppo ci sono parecchie richieste da parte di terzi di comprare o di dare in locazione in affitto gli appezzamenti di terreno degli nostri agricoltori. La finalità: trasformare in una distesa di pannelli fotovoltaici ciò che ora è terreno agricolo. Lungo le risaie di Caorle, in più anche oltre nella nostra zona, anche nel Vercellese, vogliono proprio fare questo tipo di scambio. Non ci vediamo un futuro davanti. Il gasolio sta aumentando giorno per giorno, alimentare il bestiame aumenta giorno per giorno, produrre cereali è diventato improponibile. Abbiamo troppe spese rispetto ai guadagni che abbiamo, non riusciamo più a vivere così. Protesta proseguita poi a piedi lungo Venezia. Questo è un altro fronte che si sta aprendo in Veneto. Questa protesta è iniziata da Verona e ieri è arrivata per l'appunto in Laguna. Destinatari i rappresentanti europei e la partita politica si gioca anche sul piano europeo. Sindaco Sartor, non è che lei si candida alle europee, chiedo subito per... No, sarebbe una sfida troppo impegnativa, poi credo che ce ne siano già di candidati per le europee. Però questa sicuramente è un tema importante, quello che sollevano gli agricoltori, che non è un tema per le prossime, solo per le prossime elezioni europee, ma anche nei mesi scorsi, negli anni scorsi sappiamo che determinati temi sono entrati nell'agenda comunitaria. Faccio riferimento a tutta la battaglia che è stata fatta dai parlamentari italiani, soprattutto quelli del centrodestra, per la difesa degli IGP, dei DOC, di tutti quei prodotti nostri a vocazione locale che venivano un po' messi sulla graticola da parte dell'Europa. Faccio un'altra sottolineatura, la direttiva Aria, quella che insomma metteva un po' in discussione gli allevamenti della pianura padana, ritenuti quelli che a un certo punto l'unica fonte di inquinamento che abbiamo lungo le nostre regioni del nord, ecco, il che voleva dire insomma chiudere gli allevamenti o metterli comunque in discussione e tutta la produzione di carne nazionale. Ecco, mi pare che sia un delirio ambientalista che va fermato, perché fino a prova contraria insomma, gli agricoltori appunto sono i custodi della terra, ma non che devono fare i custodi nel senso di mettere i lucchetti e star lì a guardare i loro campi, ma sono custodi poi attivi, diciamo. Sì, sono custodi attivi, lo vediamo anche nelle nostre zone dove comunque l'agricoltura è un pregio. Mantiene vivo il nostro territorio. Quindi questa lo protesta, conserva. lei dice, ha senso di essere? Sì, ha senso di essere, soprattutto in questo momento, anche per far capire quelle che possono essere determinate tendenze che hanno certe politiche europee e che contrastano comunque col buon senso, ma anche con la nostra agricoltura nazionale. E Nilandi, la variabile europea, la variabile del voto europeo, quanto influirà sul voto amministrativo e viceversa? Una volta erano due partite percepite come distanti, no? Un conto erano le elezioni per il sindaco, un altro le elezioni per l'Europa, ma in questo periodo dove tutto si fonde e si confonde, lei come la vede? Allora Cristian, secondo me ci sono due aspetti da tenere in considerazione. Uno, che le dinamiche elettorali poi cambiano e variano da comune a comune. In un comune medio come può essere il nostro di Mogliano Veneto, ovviamente il peso delle europee c'è e si sente abbastanza da 10 anni a questa parte in tutte le tornate elettorali, perché c'è un importante voto di opinione e probabilmente si sentirà
anche quest'anno. Poi, da un punto di vista meramente della proposta politica che adesso fanno i sindaci, è chiaro che anche dopo l'avvento del PNRR tutte quante le tematiche europee entreranno di prepotenza all'interno della campagna elettorale delle comunali, proprio perché in questo momento i vari enti locali contano molto su quelli che sono i fondi comunitari o i fondi regionali che derivano a loro volta da fondi comunitari per poter intervenire sul proprio territorio, perché purtroppo sia in termini di spesa in conto capitale che in termini di spesa corrente i comuni sono alla canna del gas, ed ecco che quindi si è frizzato per un attimo Nilandi, ma insomma il concetto era chiaro. Diventerà. Ecco, Nilandi, abbiamo capito, si è frizzato per un attimo, poi ritorniamo da lei. Fantuzzi, sì. È vero quello che dice Nilandi, perché di fatto poi buona parte delle risorse con cui hanno a che fare oggi come oggi i comuni sono proprio risorse di derivazione europea. Sì, ma secondo me in questo caso il tema non è tanto economico, è quanto proprio su una visione di quella che è l'Europa. E penso che le manifestazioni appunto che vediamo in questi giorni, in queste settimane, in tutta Europa, perché sono gli agricoltori di tutta Europa che si stanno mobilitando, sono proprio, vanno a mettere il punto su una visione di Europa che è completamente sbilanciata rispetto a quello che è lo storico di un'agricoltura che deve produrre, che produce per sfamare, per dare benessere ai propri territori. Da fare una parentesi però, secondo me, per distinguere le questioni. Francia e Germania hanno delle proteste che trovano dei riscontri soprattutto appunto riguardo a tagli che sono stati fatti dai governi tedeschi e francesi per quanto riguarda le accise, ad esempio quella sul gasolio, per la questione sempre che il gasolio, accisa sul gasolio, è considerata come materiale inquinante e di conseguenza non incentivabile secondo l'Europa, quando invece il servizio che svolge l'agricoltore, che è un servizio per il territorio, appunto dovrebbe avere delle dinamiche che non siano completamente puramente ambientali, anche perché trattori elettrici onestamente non ne ho visti tanti girare e quindi andare a fare delle scelte in questo senso sarebbe alquanto rischioso. E quindi la protesta si volge soprattutto su questo, e voglio sottolineare anche la posizione che ha preso da subito il governo italiano da quando si è insediato, questo governo di centrodestra, col ministro Lollobrigida, che è stato quello di mettere subito ben chiaro quelli che sono i paletti e le visioni che ha l'Italia secondo i temi. La vedo già calato nella parte, la linea di partito. No, ma al di là della linea di partito è una questione chiara, la carne sintetica. C'è stata una spinta forte che poi ad esempio anche noi abbiamo portato in consiglio comunale come tanti altri comuni per dire no, questa non è quello che vogliamo. Però dai vostri interventi mi pare che insomma si capisca che ormai le partite locali sono interconnesse con le partite comunitarie. Lei prima, Sindaco Sartor, parlava di 20 milioni di euro di investimenti sul territorio di Cornuda come suo lascito. Immagino che parte di questi arrivino proprio dall'Europa, o no? Sì, principalmente arrivano da comunque normative nazionali, poi è chiaro che sono state finanziate col PNRR, però i programmi sulle scuole e comunque sulla tenuta del territorio ormai da anni i governi che si susseguono alla guida di questo Paese hanno deciso che sull'edilizia scolastica oppure sulla tenuta idrogeologica del nostro territorio, insomma, bisogna metterci dei soldi. Poi non li avevamo e col PNRR è chiaro che si sono stati recuperati, però ecco, principalmente quella è la fonte da cui poi derivano principalmente i finanziamenti che abbiamo recuperato. Allora, prima di andare in pubblicità, poi ritorniamo e parliamo di Fleximan, non possiamo non farlo. Vi mostro queste immagini che arrivano da via Vico a Schio, quindi siamo nel Vicentino, dove nella prima parte della mattinata c'è stato un incendio di un macchinario all'interno di un'azienda di stampaggio di materiali plastici. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le operazioni sono terminate da poco, quindi l'importante che appunto nessuno si sia fatto del male. I danni comunque sarebbero particolarmente ingenti. Così dunque a Schio. Noi ci rivediamo fra un minuto esatto.
Di nuovo in diretta per continuare il nostro racconto di questa domenica a nord-est. Vi mostro anche questa foto che arriva sempre dal Vicentino, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Milano a Montecchio Maggiore lungo la strada regionale 11 per un'auto finita incastrata sotto il guardrail dopo aver imboccato al contrario la rotatoria. Ferito il conducente e pure un passeggero. I pompieri sono arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Polo per poi disincagliarla, mentre i 2 feriti sono stati trasferiti in ospedale. Le operazioni di soccorso ai vigili del fuoco sono terminate soltanto alle 5 del mattino, così dunque nel Vicentino. Uno spunto di cronaca che ci consente di aprire il capitolo dedicato a Fleximan, perché se parliamo di Fleximan parliamo di sicurezza stradale. Se parliamo di sicurezza stradale parliamo di velocità, di comportamenti scorretti anche alla guida, di distrazioni. Diciamo che si aprono tanti fronti con Fleximan. Ho qui appunto Sartor, che non è solo sindaco di Cornuda, è anche consigliere alla viabilità della provincia di Treviso. Lei che cosa ne pensa di questo Fleximan? Perché abbiamo sentito la scorsa settimana, le prime dichiarazioni sono state fatte proprio a noi, il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcona ha detto condannando il gesto, per carità, ma ha detto noi sindaci siamo chiamati a una profonda autocritica sull'utilizzo degli autovelox, scoperchiando di fatto un vaso di Pandora. Lei che cosa ne pensa? Dà ragione a Marcon? Allora, intanto su Fleximan non facciamolo passare per un eroe, perché è una persona che comunque va a fare danni al patrimonio pubblico, non è assolutamente un eroe. Però bisognerebbe a volte anche riflettere, non sempre seguire quella che è l'onda dell'opinione pubblica, perché noi abbiamo il vizio di mangiare e a volte dimenticare bene le cose, perché io ieri sera mi guardavo un po' di rassegna stampa anche dei mesi scorsi e ad ogni incidente mi si chiedeva comunque di mettere un autovelox da qualche parte. Si corre troppo, mettiamo l'autovelox. Allora torniamo anche indietro un po' a vedere perché poi sono stati fatti determinati interventi anche sulla viabilità. Sicuramente ha ragione il presidente Marcon dicendo che qualcuno si è fatto prendere la mano non tanto sugli autovelox, sicuramente sugli lettori ottici, mettendo i vigili magari dove non serviva per far cassa. Questo sicuramente è un mea culpa che qualche sindaco deve fare, però è altrettanto vero. Visto che la polemica non è solo sugli autovelox ma sui dossi e via dicendo, sulle telecamere, perché ho visto anche ieri che a Parma, Scopio e Ariolta hanno oscurato delle telecamere che c'erano forse in una zona vicina alla ZTL e questo o via dicendo. Attenzione, perché tra 3 mesi forse facciamo esclusivamente tutto il contrario e andiamo a dire che invece dobbiamo mettere gli autovelox, i dossi, perché Fantuzzi me ne può essere testimone, quando noi andiamo in giro per le nostre comunità ti chiedono sovente di mettere l'autovelox e di mettere i dossi. Quindi abbiamo un'opinione pubblica che magari oggi da una parte manifesta l'esagerazione, che poi, attenzione, in provincia di Treviso ne sono 4 autovelox, non è che ne ci siano chissà quanti, poi ci sono anche dei lettori ottici che guardano tutt'altre cose, che sono complementari tra l'altro non solo alla velocità ma anche per altre esigenze che ha la viabilità. Quindi attenzione a mettere in discussione tutto quello che è stato fatto fino adesso, perché una parte dei cittadini tanto non è d'accordo, magari ci spinge invece a continuare. Dall'altra certi strumenti sono serviti per diminuire le morti, ma sono serviti anche, e faccio riferimento anche al caso dei lettori ottici che abbiamo in prossimità dei semafori, che ce li chiedono anche le forze dell'ordine, perché sono importanti per vedere se uno passa col rosso, se uno è senza assicurazione. Ma guardi, facevo una riflessione su uno degli omicidi più eclatanti che abbiamo avuto in Veneto, quello di Giulia, no? La macchina di Torretta veniva monitorata da telecamere che avevamo in giro per il territorio che seguono il target. Allora cosa facciamo? Domani mattina li togliamo, vi va bene togliere anche quelli, allora lasciamo il territorio sguarnito e corriamo ovunque, ecco, però non mi pare che
che sia questo il modo di sostenere una conversazione. Per cui dico, lasciamo perdere Fleximan e invece cerchiamo di fare una riflessione seria su quella che è poi la sicurezza stradale e anche sulle modalità che dobbiamo mettere in campo per limitare determinate problematiche di velocità o di sicurezza che abbiamo sulle nostre strade. Lei fa bene a ricordare Turetta, lo abbiamo fatto una settimana fa più o meno con il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, perché proprio da Zero Branco, dal sistema di videosorveglianza di Zero Branco, era arrivata la prima immagine, il primo frame dell'auto di Turetta che tra l'altro noi quel giorno avevamo mostrato, insomma, quindi questo è un particolare non da poco. Abbiamo veramente un minuto prima della chiusura, quindi chiedo uno sforzo di sintesi a Nilandi e Fantuzzi. Nilandi, questa vicenda di Fleximan cosa ci insegna? 30 secondi. Sottoscrivo parola per parola quello che ha appena detto il sindaco Sartor, aggiungo semplicemente che molto spesso in questa trasmissione ci ritroviamo a commentare degli incidenti stradali gravissimi, soprattutto di giovani e di giovanissimi, e non è di certo sull'onda, tra virgolette, emotiva e mediatica che c'è in questo momento che noi dobbiamo discutere di quelle che sono le regole o i presidi di sicurezza che dobbiamo mettere nel nostro territorio, ma dobbiamo ragionarlo invece di farlo dove realmente ci sono dei problemi per provare a risolverli. Diversamente è sempre un dibattito ombelicale che quando c'è l'incidente bisogna fare qualsiasi cosa e quando non c'è l'incidente, siccome ci scoccia pagare la multa o avere dei punti in meno della patente, cancelliamo completamente tutto quello che è stato il dibattito prima. Per cui diciamo che anche su questo dovremo darci un attimo una regolata. Delle due è sempre l'una, no? O la strada è killer, come magari spesso si titola in maniera fuorviante, o i comportamenti sono scorretti. Sindaco Fantuzzi. Sì, sono 30 secondi anche per lei. Sono d'accordo anch'io su questa lettura. Dobbiamo partire dai dati oggettivi. Abbiamo ancora un numero di incidenti stradali troppo elevato, un numero di morti sulla strada troppo elevato. Da considerare che i dispositivi appunto come gli autovelox vengono installati su un triangolo tra virgolette di accordo con prefettura, forze dell'ordine e amministrazioni locali, proprio dove ci sono quelle situazioni più a rischio. È fastidioso ricevere la busta verde con la multa? Sì. Ma questo probabilmente deve anche farci capire che forse abbiamo avuto un comportamento non corretto. Quindi bisogna sicuramente non stigmatizzare quello che è l'atteggiamento di chi va a deturpare il patrimonio pubblico come Fleximan, che va a rompere appunto dei dispositivi atti alla prevenzione e alla sicurezza. Dall'altra parte tutti dobbiamo farci un po' un esame di coscienza su quello che è il nostro reale comportamento sulla strada. Allora, buona campagna elettorale a Nicola Fantuzzi, quindi abbiamo capito che si è aperto il fronte con Cimadolmo. Il candidato del Partito Democratico Giacomo Nilandi a Mogliano Veneto, quindi buona campagna elettorale per entrambi. Grazie Cristian. Buon lavoro a Claudio ma anche buona campagna elettorale, perché io continuerò, comunque mi candiderò al Consiglio, per cui e non facendo solo. un passo di lato, e poi, ma continuerà in politica, la campagna elettorale la facciamo sempre, anche per altri fronti. Grazie Fantuzzi, grazie Nilandi, grazie Claudio Sartor, grazie Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia in regia. Noi rientriamo in diretta alle 19:30 con tutte le notizie. C'è il meteo subito dopo il film, un classico, Signore e Signori. Buon proseguimento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Anticiclone prevalente sul nostro territorio, il tempo dunque sarà ancora buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 28 gennaio evidenzia un ampio soleggiamento, tuttavia durante le ore più fredde saranno probabili foschie o nebbie, specie sui settori meridionali della pianura, localmente persistenti per tutta la giornata. Temperature stazionarie minime tra 1 e meno 2 gradi, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sarà possibile però la formazione di nebbie notturne, specie sulla bassa pianura. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambierà di molto il contesto perché dominerà il sole, il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime tra 1 e -2 gradi, massime sugli 11-14 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.